Cari telespettatori, eccoci arrivati a un altro appuntamento di Made in Veneto e questa volta siamo a Venezia per parlare degli squareroli, maestri d'ascia, gli artigiani del legno che lavorano, preparano le imbarcazioni per antonomasia di Venezia, ovvero le gondole. Ne restano due, noi in modo particolare adesso entreremo per scoprire l'attività che si svolge all'interno tuttora. E siamo entrati naturalmente per scoprire i segreti di quest'arte artigiana antichissima in uno squero, uno dei pochissimi squeri rimasti, Squero San Trovaso, che si trova proprio nella zona San Trovaso di Venezia, e con Lorenzo Della Toffola, che è il titolare dello squero, uno squarerolo, vedremo di capire in che cosa consiste quest'arte artigiana. Grazie di ospitarci, per la sua gentilezza, ci racconti queste imbarcazioni straordinarie che ancora per fortuna si vedono per Venezia, hanno bisogno anche di manutenzione, ma hanno bisogno anche di essere costruite, e voi vi occupate da sempre di questo. Sì, certo, qui è lo squero dove appunto si fa più che altro, come dicevi bene, la manutenzione delle gondole. Barche in legno hanno bisogno di molta manutenzione. Qui fuori vedete noi facciamo manutenzione di tutte le barche, la maggior parte delle barche di gondole e gondolieri che hanno bisogno, visto che lavoro per fortuna c'è. Seguiamo molto le manutenzioni, poi d'inverno, quando questi lavori non si fanno più, allora all'interno seguiamo le costruzioni. Cerchiamo qui di mantenere i sistemi tipici, tradizionali, che si usavano più di 100 anni fa. Noi le facciamo ancora in fasciame, per cui c'è tutto un lavoro, diciamo, prima di ricerca di legnami, di stagionatura, e sono dei sistemi appunto che si tramandano da generazioni. Usiamo ancora i sistemi di una volta. Qual è il legname che viene scelto e da dove viene preso normalmente adesso? Adesso i legnami arrivano quasi tutti dai paesi dall'est Europa. Si usano 7 tipi di legno diversi, sono 2 mesi di lavoro circa per costruire una gondola e 7 tipi di legno. Sono circa 280 pezzi di legno, tutti inchiodati tra loro, non incollati, non avvitati, ma messi solo tramite chiodi, di 7 essenze diverse, perché ogni pezzo della gondola ogni volta è fatto con lo stesso tipo di legno perché ha caratteristiche diverse. Il grosso del lavoro appunto è mantenere queste barche che durano più di 30 anni fatte con questo sistema, però chiaramente ci sono pezzi che deteriorano, vanno ridipinte, vanno asciugate, vanno lavate, per cui il grosso del nostro lavoro, vedete, è qui fuori all'aperto al sole, dove le barche possono asciugare, il legno si asciuga e nel frattempo vengono rimesse in sesto. Le barche tipiche della laguna hanno il fondopiatto, la gondola chiaramente è una barca asimmetrica, vogata da una sola persona, per cui viene fatta asimmetrica per poter bilanciare un po' la spinta che manca nell'altro fianco della gondola, cioè il gondoliere ha un solo remo. Quali sono i canoni fondamentali che devono essere rispettati per una gondola? Ormai li sapete, però magari le persone le vedono approssimativamente ma non se ne rendono ben conto, non le riescono ad osservare con attenzione. Intanto deve essere ben alai, si dice a Venezia, cioè deve stare giusta nell'acqua, che quando il gondoliere monta la prua e la poppa siano alla stessa altezza, cioè sono dei segreti, diciamo, che sono tramandati di generazioni. Io ho imparato da chi c'era qui prima di me, e sono tutti dei segreti nella costruzione che si tramandano da generazioni. Completare l'attività di preparazione e di costruzione di una gondola è fondamentale. Allora Saverio Pastor, che è un artigiano ma anche presidente del FELS, che è questa associazione di artigiani, di lavoratori nell'ambito delle gondole, ci illustrerà questo suo ruolo. Cosa sta facendo? Ecco, io adesso qua ho finito una forcola da poppa per gondola. La gondola è un sistema complesso che oltre allo scafo ha bisogno di altri elementi come la forcola e il remo. Poi c'è la tecnica di voga, c'è l'abilità del gondoliere. Insomma, questo sistema permette alla gondola, che è asimmetrica, di andare dritta per canali stretti, portando un peso considerevole anche da soli. Questo è un pezzo unico di noce che ha queste strane forme, perché su ogni linea, su ogni superficie il remo viene fatto scorrere per perfezionare le manovre. Insomma, c'è una curva per partire, quando la barca è avviata si mette il remo nella posizione più normale che è qua,
se si passa un canale stretto o si incrocia un'altra barca, si fa un passo avanti e si voga qua con il remo parallelo all'asse della barca, poi si voga ancora normalmente qua. Se ci si vuole fermare, allora bisogna portare il remo davanti e si fa forza o qua a seconda che si voglia fermare la barca portandola leggermente a destra o leggermente a sinistra. Se invece si vuole tornare indietro, si voga sempre da questa parte, su questa superficie qua. Con questo noi chiudiamo questo brevissimo capitolo, ma molto molto interessante, dedicato a un'arte straordinaria, perché è un'arte oltre che un'attività artigianale, e con questo appuntamento alla prossima puntata.